Il titolare era lì che puliva, sembrava il macello comunale perché era sangue che veniva fuori da tutte le parti. Col boccio che puliva, lavava per terra, tirava fuori i frigoriferi, lavava per terra. Nelle parole di un testimone oculare che ha preferito rimanere anonimo, la scena agghiacciante che si presentava a chi fosse passato la mattina presto in Salizzada San Geremia, a 2 passi dal Ponte delle Guglie. Poche ore prima, all'interno del bar Halal Food, il corpo di Ben Mallat, 25enne tunisino irregolare in Italia, giaceva a terra raggiunto al volto da un colpo esploso da un fucile a distanza ravvicinata. Erano le 23:30. Tutti attorno qua hanno sentito, penso, perché era impossibile non sentirlo. Non sono riuscito a distinguere il colpo di pistola o di arma da fuoco, perché non sono un cacciatore né sono avvezzo a sparare. Ma concettualmente ho sentito un botto secco, infatti mi ha detto che era un fucile. Infatti il colpo era bello forte, cioè era una bella botta. Una sequenza drammatica e agghiacciante, una tragica scena di morte e sangue che ha riportato alla mente un altro delitto, sempre nella stessa zona, più di 30 anni fa, ai tempi della Marà del Brenta. Siamo in uno dei punti maggiormente trafficati della città, sulla strada che porta alla stazione ferroviaria, a quell'ora con poche attività aperte. Accusato di omicidio volontario in quello che appare un brutale regolamento di conti, quasi un'esecuzione, con un fucile a canne mozze calibro 12, privo di matricola, illegalmente detenuto e poi ritrovato in un canale, e un veneziano di 33 anni, Raffaele Marconi, residente con moglie e figli poco distante dal luogo del delitto. Marconi lavora da diversi anni per Laguna Trasporti e Manutenzioni, ha già precedenti di polizia alle spalle, è stato rintracciato nella propria abitazione dai carabinieri, ora si trova rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore in stato di fermo. Resta da capire con certezza il movente dell'omicidio che non parrebbe legato a motivi passionali, non si esclude lo spaccio di stupefacenti. Il prefetto Michele Di Bari ha rivolto un plauso ai carabinieri e alle forze dell'ordine, arrivati in breve tempo ad individuare il presunto colpevole. Ora è il pubblico ministero Davide Nalin a coordinare le indagini in corso.